Questi sono due esemplari, una sterpazzola e una verla piccola, recuperati oggi nel cantiere della superstrada pedemontana veneta Riese X e schiantatisi contro le barriere perché prive di sagome. Sono oltre una cinquantina gli uccelli che solo nel mese di agosto si sono schiantati contro i pannelli fonoassorbenti trasparenti alti 4 metri. Una strage continua, denunciano dalla Lipo provinciale. 2 sono i cantieri nel Trevigiano, a Volpago e Spineda di Riese X, dove questo pomeriggio circa 80 persone hanno promosso un sit-in. La richiesta è semplice, quella di installare sui pannelli delle sagome anticollisione. Diverse le associazioni che oggi hanno voluto dare un sostegno e hanno aderito alla manifestazione. Abbiamo segnalato nei giorni scorsi la questione sia alla Polizia Provinciale, spiega Francesco Manzana, delegato della Lipo di Treviso, sia con tanto di documenti e foto alla Regione. E qualcosa in realtà si è mosso. Questa mattina, almeno su una parte delle barriere a Spineda, sono arrivate delle sagome, ma la strada da fare dice ancora tanta. Ci sono numerosi tratti della strada con pannelli senza sagome e la strage intanto continua.